nella mmia abitazione privata credo che sia giusto poter agire. E lei dice io dormo con la pistola? Assolutamente sì. Sì, sì, non lo nego. Non lo nego. Lo dice senza mezzi termini Enrico Monti, contitolare della storica dimora albergo Villa Condumer. Nell'abitazione mia privata credo di dover essere in grado di potermi difendere. La chat tra vicini imprenditori attiva sul suo telefono in questi giorni è bollente. Monti, una banda di ladri, l'ha vista in azione con i suoi occhi mentre tentava di entrare scavalcando il muro di cinta della villa in cui viveva allora e che oggi, guarda caso, è dell'amico imprenditore Nicola Joll, quella presa di mira dalla banda di ladri martedì scorso, ricercata in queste ore, con tutta probabilità responsabile del secondo assalto poi sventato dal custode. Sanno dove andare sicuramente. I nomi sono i nomi più importanti della provincia di Treviso o Venezia e quindi sicuramente sanno dove mettere le mani. La preoccupazione comunque esiste e io penso che anche gli abitanti dei paesi che girano per strada la sera dovrebbero anche tutti quanti veramente dare una mano importante, oltre alle forze di polizia che ci stanno mettendo l'anima in questa cosa, però tutti noi dovremmo cercare di dare una mano. In Villa Condumer sono entrati 4 volte portando a casa poca roba, ma nel vicino golf club le razzie alle auto sono frequenti. Banditi dunque attirati dal lusso. Dei colpi alle auto in parcheggio troviamo conferma anche nelle parole della responsabile eventi di Villa Braida, altro gioiello a pochi chilometri di distanza. C'è stato un periodo in cui aprivano le macchine in continuazione, soprattutto ai clienti con macchine di un certo tipo, posizionate le telecamere in parcheggio, dal giorno dopo non è più successo. E purtroppo abbiamo avuto un furto anche all'interno della villa, quindi appunto giusto in una zona che non era coperta sono riusciti a passare. Quel colpo fu grosso, molti gli oggetti di valore razziati nella cassaforte. Non siamo una struttura privata ma siamo un albergo, quindi abbiamo una copertura da parte del personale 24 ore su 24, comunque dei fari che entrano poi si spengono di notte, dei rumori che si sentono sempre, poi questa situazione. Una situazione che non fa stare tranquilli, ammettono, e che va ad aggiungersi all'ombra delle nuove restrizioni che incombe su questi luoghi di prestigio che hanno pagato in pandemia uno dei prezzi più alti. Vediamo già molta gente che si sta tirando indietro e per noi sarebbe veramente una catastrofe. Stiamo facendo dei salti mortali, ma se chiudono adesso per noi veramente vuol dire chiudere veramente l'albergo, insomma.